tanti di noi qua in centro stiamo pensando di abbassare l'illuminazione serale, invece di tenere accese magari le vetrine fino a mezzanotte. Si passerà alle 10, perciò cominciamo ad avere un centro storico buio, la gente che si trova a passeggiare in centro che non ha luce in pratica, perché l'illuminazione sì c'è, però si riduce ancora di più. Ci stanno spegnendo. Impennata delle bollette che grava sulle attività, bar e locali vicentini fanno i conti con aumenti che si traducono all'incirca in 4.000 euro in più all'anno. Erano 700 euro circa, adesso sono arrivati 900 euro e più. Quasi del 50%. Circa il 50 al 60% in più. E abbiamo riscontrato dall'ultima bolletta che dalle 700 euro che pagavamo siamo passati a 1.440 euro, perciò diciamo il doppio di quello che è l'energia elettrica. Invece per quanto riguarda il gas, dalle 350-400 alle 750-800 euro, che perciò vuol dire anche qui il doppio di quello che pagavamo. Cifre sulle quali i ristoratori e baristi chiedono si intervenga al più presto. Che si riuniscano i sindacati e le associazioni con il governo e che facciano un calmiere. Il ritocco dei prezzi è l'effetto domino, la prospettiva che si affaccia di qui a breve. Io i prezzi non li ho aumentati, mantengo una certa linea, cerchiamo di fare il possibile, speriamo che la situazione si assesti il prima possibile. Per il momento valutiamo la cosa e poi penso entro il prossimo mese decideremo da farsi. Se ci vengono incontro è un discorso, altrimenti l'utenza deve farsi carico, purtroppo. Problema che arriva dopo un periodo già aggravato dalle difficoltà del Covid e pesa sulle tasche dei cittadini che sempre più tagliano su pranzi e cene ai ristoranti. Però il problema grande per conto mio è proprio la mancanza della presenza c'è questa mancanza di persone che vengono al ristorante, e poi vedo in giro che la materia prima è aumentata del 20, 30, 40%, come ride, dalla verdura alla carne, non ne parliamo il pesce perché è una cosa impressionante,